Benvenuti a qualcuno su YouTube. Abbiamo ospite Humanity, Giuseppe Scoppellini, governatore della Trapani. La conoscete? Legge che va in è un canale che sa molto bene la politica, soprattutto la politica americana, quella italiana, e a cui si è votata. Lei ha un buon rapporto con l'internet delle tecnologie. Sono anche apprezzato dei vari certo di stare a passo, c'è sempre da imparare a trovarsi, a stabilizzarsi Gioca anche la classe ogni tanto. Io l'ho fatto 2 mesi fa a Cantù nazionale contro il vecchio Cantù. Esiste la nazionale il basket, sono tutti parlamentari, poi iniziamo a giocare anche il Cantù, non è stata una partita felice, quindi si sono dire stracciato, perso Senta, ovviamente l'attualità politica, l'agenda, la sappiamo, abbiamo visto oggi sulla finanziaria. Com'è la situazione? Riuscite poi alla fine a spuntare qualcosa con Tremonti? Vediamo di portare avanti il giorno di problemi che il giorno quindi un contributo importante su questa manovra, cioè non possiamo non tenere presente che noi siamo i governatori sono competenti, non possiamo pagare la responsabilità o le responsabilità di chi è governare allora possiamo sintonizzarci e darci un appuntamento per qualche anno dicendo che se dopo pagate in mezzo solo gli anni non sono riuscito a dare una svolta alla buona gestione dell'idea di costruire per virtuoso l'amministrazione pubblica sia rotto del procedimento, ma oggi mettere a analizzare e parlare di gente cose, di gente virtuose mi sembra un modo per venire il paese, che non aiuta il dialogo e aiuta il processo anche federalista che si sta per avviare. Fuori dai tempi, cioè Berlusconi con Tremonti, anche grazie alla vostra pressione, riesce a spuntare qualcosa, secondo lei qualche margine c'è? Certo che ci sia condivisione, questo per la copertura è necessaria una disponibilità di scelte che noi abbiamo indicato come scelte necessarie per fornire siamo fiduciosi anche se capiamo che non è facile. Però i concetti di eccedenza già sono appena arrivati, c'è un pubblico che mi ha lasciato lo ieri, se vi ci mettete anche voi io nego, capito? No? Questa è la preoccupazione che dobbiamo fare. Cioè va bene tutto, ci mettono come volontà, lei ha già annunciato tagli, li state facendo. Sì, noi abbiamo prossimi giorni, le piccole taglie di questi giorni dobbiamo fare tanti corposi e consistenti, dobbiamo dare un ulteriore segnale di disponibilità, un ulteriore segnale la regione che veramente voleva fare una nuova azienda. Bene, però lasciatemi respirare questo messaggio. Turismo, che la Calabria sia una bella, non glielo diciamo certo noi, lo sappiamo adesso, che però sia una bella sottovalutata è un dato di fatto. Allora, scucciando i giornali internazionali, ovviamente noi abbiamo scoperto 2 cose, stimatori, alcuni conosciuti, altri sospettabili della nostra vita. E poi sicuramente avete un testimonial miliardario che in questo momento è Fiore, Cosentino, il premio Oscar che racconta di questa meravigliosa regione. Reggio Calabria ha avuto una quotazione molto alta nella città del Valdo. Sul turismo come industria punterà. Ma non c'è dubbio, quella era la principale strada da seguire, quella è una terra che ha una vocazione sola, prevalentemente turistica, e quindi dobbiamo buttare modo, però bisogna essere capaci del territorio e capaci di attrarre. Noi abbiamo una difficoltà seria oggi, visto la pessima gestione della politica e delle scelte parlamentari,
solo di centro-sinistra? In generale, noi dobbiamo poter e saper vendere un prodotto che si chiama pacchetto Calabria, non c'è il pacchetto della Calabria, e per fare questo dobbiamo ovviamente rendere l'alternativa interessante e attraente, dobbiamo mettere sul mercato qualcosa che diventi così di interesse, e allora dobbiamo cominciare da questo male che è i nostri presidi, diciamo, i nostri centri culturali, i nostri grandi fonti di ricchezza che sono quelle legate, diciamo così, in parte da Magna Grecia, in parte da altri patrimoni, che sono un grande modo di seguire anche come un percorso nuovo, innovativo, ma la capacità di avere queste iniziative vivaci, soprattutto nel periodo estivo, non solo, e quindi farla diventare interessante, senza abbandonare la nostra idea che anche i nostri culture di sbirnare la sigla possono trovare un momento di bilancio attraverso una buona politica. Lei sta dicendo bisogna vendere un pacchetto. entriamo in un concetto di sistema, di offerta sistematica, perché sennò è vero che siamo una regione lentissima, però alla fine se poi non c'è una struttura La scorta la conosce, però i tipi che sono venuti l'hanno apprezzato. questo è il concetto, noi dobbiamo creare. Il viene non vuole mai andare in maggioranza, però qual è l'idea di fondo? Noi non siamo dei grandi circuiti dei flussi turistici, quando bisogna entrarci nei pacchetti seri, bisogna entrarci perché facciamo delle scelte forti, bisogna entrarci perché abbiamo dei territori che sono in grado di essere ospitati accoglienti e che quindi accoglienti in grado per affrontare anche quest'altro discorso. Ecco un vero grande obiettivo che dobbiamo mettere in campo e realizzare per metterci al passo di altri. Senta, lei sembra più in inglese con Calabrese, molto posato, molto pacato, è un pregiudizio, prego mio, che i calabresi sono anche così Ora siamo cose, forse più spinti, però sono calabresi sicuramente, sono uno che si riscalda molto quando c'è la necessità, è una chiacchierata molto mondiale, molto bella, una posizione. Però questo stile, se mi posso permettere, suono rassicurante, aiutato, comunque l'immagine ma bisogna trasmettere di ragazzo, se mi posso permettere. grazie, non solo quello che ci guarda, cioè Io stiamo ci volevo arrivare. Senta, una notizia che è bella secondo me, la Calabria sta riscoprendo la comunità italiana che si sta ricostruendo in Calabria, veramente immagino la Calabria che fa piacere. Anche su quello che dobbiamo risultare, la Calabria, la tradizione, eccetera. c'è una grande storia, io tra l'altro lo scorso anno ho inaugurato il Tervillano a Reggio Calabria, che è proprio in via Giudecca, che era un po' rappresentato il confine della comunità ebraica, che un tempo di essere cacciati dalla città di Reggio, e proprio in quella circostanza Reggio Calabria è un rappresentante della comunità ebraica, e per dimostrare questa continuità e questo, diciamo così, questo legame storico con la città. Io credo che le nostre città, il nostro territorio debbano recuperare in parte la loro storia, perché da una parte servono a far conoscere il tema, chi oggi conosce le Calabria di oggi e viene una Calabria diversa, in parte più grande storia, e quindi di grandi potenzialità. Quindi, scusi se non interrompo, sia l'agricoltura, sia la culturale, l'agricoltura greca, sia col tempo, ovviamente penso che vi fa piacere che ci siano ricordi Abbiamo la necessità di scoprire la memoria ebraica. non solo ebraica, la storia della nostra terra. Abbiamo